Seconda corsa dall'Arcoveggio, una prova per 2 anni, vincitori da 1.000 a 5.000 euro in carriera. Sono in 8 al via dopo il forfait di M. Stella. Si va in partenza, numero 1 Ermione Laser, Marco Stefani, 2 Eolo P, Alessandro Dettoris, 3 Esotica Sì, Francesco Virzi, 4 Elva Jet, Carmine Piscuoglio, 6 Elsie dei Greppi, Enrico Montagna. In seconda fila 7 Excellent Man, Andrea Vitagliano, 8 Espresso GSO, Natale Cintura, 9 favorita Everyday B. Mauro Biasuzzi, mezzo la quota di Everyday B. Netta favorita, Espresso GSO galoppa dietro le ali della macchina, perde numerose lunghezze con il mezzo meccanico che entra in retta, li lascia, problemi anche per Eolo OP. E si va con Esotica Sì, velocissima al comando nei confronti di Ermione Laser. Al largo rimane Elsie dei Greppi che si porta subito in scia Everyday B. Terza posizione allo steccato per Elva Jet che precede Excellent Ban. Numero 1 Ermione Laser che se ne vanno in squalificato. 15-3 con la rottura da parte di Ermione Laser. Rimane così seconda alla corda Elsie dei Greppi che trova un varco propizio allo steccato. Prosegue invece nell'offensiva esterna Everyday B che ottiene il via libera da Esotica Sì. 31 per i primi 400 metri di corsa sul piede l'1.17,5. Numero Frazione 8 tranquilla con la Espresso quale GSO Everyday squalificato. B si è installata al comando. La leader passa i 600 metri in 46,8 in leggero rallentamento. E così la figlia di Maraja, reduce da un bel secondo posto arrivando forte a centropista, ora può agire dal comando. 1-2-2 per i primi 800 metri di corsa. Everyday B in vantaggio, Esotica Sì nella sua scia. In terza posizione sempre Elsie dei Greppi, mentre ha lasciato la retroguardia Excellent Ban che prova ad avanzare allo scoperto portandosi in scia Elva Jet. 1.18,4 il primo chilometro tranquillo con una frazione in 16,2 per la curva di destra. Everyday B che ora allunga vedendo arrivare al suo esterno Excellent Ban. Fa la retta opposta alle tribune in 15,2, 1.33, 6 3/4 di miglio. Everyday B che si allunga allo steccato, Excellent Ban che prova ad avvicinarsi, Esotica Sì sempre bene lungo i birilli avanti ad Elsie dei Greppi. A 200 metri dalla conclusione Everyday B cerca di andarsene dal resto della compagnia. Esotica Sì rimane in seconda posizione attaccata da Excellent Ban, di dentro Elsie dei Greppi e al largo Elva Jet, ma nel finale è tutto facile per Everyday B che porta a casa il successo che aveva già scritto in bacheca dall'ultima uscita. Al secondo posto è Esotica Sì, mentre per il terzo arrivano vicini Elsie dei Greppi, Excellent Ban. 36 la chiusa, 1.17,3 il ragguaglio cronometrico per il facile assunto, il secondo in carriera in 5 uscite per Everyday B. Maurizio Biasuzzi, Edwin Lagas e ovviamente i colori dell'azienda agricola Biasuzzi, una femmina da Maraja e Utopia B che vince netta. Esotica Sì e buona seconda, al terzo Elsie dei Greppi.